La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro e il deputato di Noi Moderati Saverio Romano. Le accuse riguardano associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione nell'ambito di un'inchiesta su appalti pilotati condotta dai carabinieri del ROS. I militari hanno notificato a tutti gli indagati l'invito a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari, per l'interrogatorio preventivo. Solo dopo questi interrogatori il GIP deciderà se accogliere o meno la richiesta di misure cautelari avanzata dalla Procura della Repubblica e se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Saverio Romano. Tra i destinatari della richiesta di misura cautelare figura anche Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana. L'inchiesta ipotizza reati di associazione per delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione e turbativa a libertà degli incanti. Nell'indagine risultano coinvolti anche diversi funzionari pubblici. A Cuffaro è stato anche notificato un decreto di perquisizione. Le perquisizioni sono state disposte al fine di evitare la dispersione delle prove a seguito della discovery delle indagini imposta dalla notifica dell'invito a rendere interrogatorio cosiddetto preventivo a seguito della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti degli indagati, si legge nel dispositivo firmato dal procuratore Maurizio De Lucia. Dopo l'interrogatorio il GIP di Palermo deciderà se accogliere la richiesta degli arresti domiciliari e chiedere eventualmente al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano. Intanto Totò Cuffaro replica dicendo: stamani mi hanno notificato un avviso di garanzia, hanno effettuato perquisizioni nella mia abitazione in ufficio, ho fornito ai carabinieri la massima collaborazione e sono sereno rispetto ai fatti che mi sono stati contestati, per alcuni dei quali non conosco né le vicende né le persone. Sono fiducioso nel lavoro degli organi inquirenti e pronto a chiarire la mia posizione. In merito all'inchiesta è intervenuto anche il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano, affermando: buongiorno a tutti, il danno è fatto, non so a cosa porterà questa inchiesta. Un'inchiesta che vede 18 indagati per la quale hanno chiesto gli arresti domiciliari per il sottoscritto, però il danno è fatto perché non ho ancora ricevuto assolutamente nessuna notizia, nessun avviso, anzi sono venuto qua alla caserma di San Lorenzo dai carabinieri per chiedere la notifica di atti e non so assolutamente nulla. Mi sembra una cosa abnorme, sono lontano da queste pratiche, non so assolutamente come avrei potuto inserirmi dentro un meccanismo di turbativa di appalti truccati. Ribadirò la mia fiducia nella magistratura, al GIP, nel momento in cui dovrò essere ascoltato. Mi chiamano tutti i giornalisti per commentare una cosa che io non conosco, ma loro sì. Vedremo gli sviluppi. Questo quanto affermato da Saverio Romano di Noi Moderati.